Importante questa lettera di Nico Pandetta. Sono passati 3 mesi, il giorno che mi hanno portato a opera qualcuno ha festeggiato, io mi sono fatto una settimana di isolamento senza poter parlare a nessuno, senza sigarette, senza niente. Solo con me stesso. Dopo una settimana di isolamento mi hanno portato nella sezione di tossicodipendenti senza farmi analisi di nessun tipo, né nessun tipo di colloquio. Con la direttrice ci ho parlato una volta sola. La sua priorità è stata chiamarmi a colloquio non per parlare della mia rieducazione, né tantomeno per provare a capire le mie problematiche da detenuto. Ci ha tenuto ad umiliarmi, come persona e come artista, dall'alto della sua ostenata superiorità. Ha giudicato me e la mia musica, e mi ha fatto capire che in fondo non siamo tutti uguali, ma questo lo sapevo già. Ho fatto richieste per i colloqui e le telefonate che mi spettano come detenuto, ma continuano a rigettarmele. Vedo gli altri detenuti andare a colloquio con familiari e amici, a me negano tutto nonostante non abbia niente di diverso dagli altri detenuti. All'accanimento già c'ero abituato, ma quello che stanno provando a fare ora è distruggermi fisicamente e mentalmente. Dimenticavo che per uno screen fatto in videochiamata tramite WhatsApp fatto da un'altra persona e pubblicato su TikTok è andato virale. Mi hanno sospeso le videochiamate e fatto rapporto e denuncia. Non ce la faccio più a subire tutto ciò, per questo sono a sciopero della fame e spero presto di essere trasferito in una struttura in cui i miei diritti di detenuto possono essere rispettati. Non chiedo favoristi, voglio solo ricevere lo stesso trattamento che le strutture carcerarie riservano a tutti gli altri detenuti. Chiedo a tutti i miei fans e tutti i miei colleghi artisti e a chi mi vuole bene di condividere questo mio messaggio in modo che possa arrivare un segnale alle autorità competenti, in modo che possa scontare la mia condanna in serenità. Fatemi pagare per i miei sbagli, non per la mia musica. Nico Pandetta.